Indovina chi viene in radio. Oine Fabrice Viena non mi fa spantacare, che purezza è, che mar sto a tiene sti braccella, aiutami a tirare, che sto marinariella, lo sempre abbracciare, vicino mare, facimmo amore, ancora, pancia spassare, su marinara e tirarezza, ma vallarezza. Batallona come sto cuore da lacrima d'anfona che fai innamorare, viene interrata vi marraia, che scena la sirena, io posso cantare, vicino mare, facimmo amore, ancora, pancia spassare, su marinara e tirarezza, ma vallarezza, sto e tu stata guarda, lipisce babrezza come stanno zumba, e dire pure stella, tu fai annamorare, che sto marinariella
marinara e tirarezza ma ballarezza a Bene, buongiorno a tutti da Antonio Romano. Io questa ve la devo raccontare perché è di un minuto fa. Il nostro grande amico Peppe Ricciardi, che ci è venuto a trovare, ha detto: ma chi è che canta questa canzone? Ho detto: guarda, è un certo Peppe Ricciardi. Buongiorno Peppe. Buongiorno a te, buongiorno a Radio Amore, è sempre un onore stare qui con te. Piacere, José, l'onore è tutto mio. Parlando di Peppe Ricciardi bisogna dire che parliamo di un artista a 360 gradi, in quanto è autore, musicista ovviamente, compositore e direttore d'orchestra, ma da un po' di tempo a questa parte è collega mio anche come scrittore, perché abbiamo preso gusto alla scrittura, Peppe. Mi comincio a divertire, devo dire Anche la verità, è una cosa che non sapevo di possedere. Ecco, mo la domanda è d'obbligo: in tutti questi ruoli dove ti senti a più agio oppure ti senti a tuo agio in tutti i ruoli? Allora, io mi sento a mio agio nei miei sogni. Spesso sono quelli che ho nel cassetto, che poi prima o poi cerco di realizzare, perché è chiaro, uno dice tu ti senti a tuo agio nella musica, nella scrittura, nella poesia. No, mi sento a mio agio nei miei sogni, perché tutto è un sogno, anche la poesia, anche il sogno di poter registrare un giorno un lavoro tutto mio. Questi sono i miei questa sogni. è una cosa importante. Ti senti a tuo agio anche quando stai con la sorellina bella che abbraccia e non un bacio da qui? Più che mio agio in quel momento è il mio essere, il mio tutto. Quando sto con Consiglia sto nei miei pieni poteri. Benissimo, mi fa piacere perché in effetti, ecco, voglio dire, Consiglia è il nome, è lo spettacolo, è tutto, però senza Peppe non sarebbe Consiglia. È un gioco di parole, però è la verità. Ti ringrazio. Quest'uomo è veramente una persona brava, è uno di quegli artisti che tutti dovrebbero conservare, come si dice, nella bambagia. Ma oggi noi ci vediamo, appunto abbiamo parlato della scrittura, perché tu sei uscito da pochi giorni, diciamo, con il tuo nuovo lavoro che si chiama Lazzari Infelici. E allora diciamo pure che è l'ultimo romanzo appunto di Peppe Ricciardi, edito dalla LFA Publisher di Lello Lucignano. È basato questo libro su fatti storici, ovvero la rivolta napoletana che vide la popolazione della città insorgere dal 7 al 16 luglio 1647 e capitanata, tutti lo sanno, da Tommaso Aniello d'Amalfi, detto Masaniello. Questi accadimenti sono raccontati dall'autore però attraverso gli occhi innocenti di una ragazza, Rosa Calcese, innamorata della vita e del suo uomo Ciro. La ragazza osserva e racconta ciò che accade in quei giorni tumultuosi senza mai entrare nel giudizio sugli argomenti. Escamotage che permette al lettore di essere in prima linea sul campo di battaglia. Come sei arrivato, Peppe, a questa intuizione narrativa? Dunque, io dovevo avere un'idea, dovevo cercare un'idea. Avevo sempre in mente una mia idea, una mia cosa personale, una ragazza che canta sotto il Palazzo Reale, rivolgendosi al re, al viceré, con molta cattiveria, tipo tu ci devi togliere queste tasse, e cantava una canzone così, insomma, violenta, che lessi in un libro di storia tempo fa, in un libro storico che trovai nella Biblioteca Nazionale. Questa cosa mi ha sempre affascinato. Ho immaginato questi personaggi, diciamo, di fantasia, fra cui questa Rosa Calcese. Rosa Calcese nasce da una famiglia storica, è un personaggio chiaramente inventato, da Andrea Calcese, che è stato il primo Pulcinella napoletano. Io racconto questa storia perché Rosa alla fine è un'attrice che sale su questi palchi improvvisati
e essendo attrice c'ha un suo animo che diciamo è vicino al mio, è molto vicino al mio. Sì. E niente, racconto la storia di questa ragazzina che si innamora perdutamente di uno dei Lazzari di Masaniello, un certo Ciro, che io ho chiamato Ciro Panettiere, che poi è tutta una storia che poi Masaniello gli chiede il pane per sfamare le truppe spagnole che stanno attraccate al Golfo di Napoli. Insomma, tutta una storia che poi sono storie vere, cioè ho dovuto leggere tanti saggi. Cioè si innesta la storia con la fantasia, quindi Con la fantasia. attraverso l'escamotage di una piccola storia d'amore si va poi nel profondo di un avvenimento che comunque, come dire, ha comunque sconvolto la nostra realtà. Certo, ma poi la cosa principale è che la storia di questa rosa mi serviva proprio per far capire meglio la storia di Masaniello. Mi serviva un prodotto di fantasia, perché io ho letto tanti saggi su questo periodo, su questi 10 giorni di rivolta, però molti sono tediosi. Sì, perché ci sono poi delle chiavi di lettura abbastanza storiche, storiche, che vanno analizzate secondo me con una certa attenzione e tu cogli, ecco, voglio dire, in questo senso, perché tra i tanti temi universali che vengono affrontati in questa narrazione, come l'amore per la propria città, l'orgoglio di un popolo, le sopraffazioni dei potenti, la povertà, le tasse riservate, come sempre aggiungo io, solo su chi lavora onestamente, la voglia di libertà, le ingiustizie sociali, fanno appunto di questo libro Lazzari infelici una sorta di Promessi Sposi ambientato a Napoli. Insomma, effettivamente le analogie ci sono. In tutto ciò c'è la storia d'amore tra Rosa e Ciro, che non vengono direttamente coinvolti dai fatti, ma comunque assistono impotenti alla rivolta e alla resa di un popolo ingannato dalle chiacchiere avvelenate e dalle dicerie messe appositamente in giro per eliminare questo personaggio che in pochi giorni si rivelò del tutto scomodo. L'amore dei due giovani sopravvive a tutto. Peppe, è stato difficile per te far combaciare fatti storici e eventi di fantasia, come dicevamo? No, ripeto, io innanzitutto ho immaginato di stare lì in mezzo a quei momenti storici, e quindi praticamente mi riusciva facile. Era come se una mano mi guidasse attraverso gli eventi a scrivere queste cose. È stata una bella esperienza, perché poi l'ho scritto nel periodo di pandemia, quando uno indubbiamente la pandemia ha contribuito non poco a liberare la nostra fantasia. Certo, ozio creativo. Ecco, ozio creativo. Adesso ci fermiamo un attimino, ci ascoltiamo ovviamente 2 brani, per il momento il primo adesso da Lina Sastri, e sono a tema, diciamo, di quello che stiamo ragionando. Ecco, ascoltiamo prima la Sastri e poi entriamo dopo la pubblicità, credo, no? Ok. Sì. Ragazzo campanare sta città del momento, sotto a esso che do fuoco come l'arma per sé, sotto a esso che do fuoco come l'arma per sé. Non mi senta grande braccio sta maronna che sta mai, quei maroni che stai troppo, ma che tu fai all'otto fai, quei maroni che stai troppo, che tu fai all'otto fai. Non ho vira si cicari come stabili, scucciolati, sono andate di cappello, stampa tutto al sappello, stampa tutto al sappello. E non vai vola, tu non chiedi, mamma sì, ma figlia buio, sto governo cangia suo, ai che un mare vuole lui, mia cancella tu una mano, rispondente una puttana, caro stampa come cane, va a buscare quante va. E la maronna finalmente gira l'occhia che sta via, e poi la venare vicino per la fabbia cara sì, e poi la venare vicino per la fabbia cara sì. Per chi sa babba e magno, come spalle tanta gente, e chi non scarpasate, guarda i babba senza niente, scarpasate, guarda i babba senza niente. Avrei tanta miseria se schiantaia, ma
mamma santa, e la lacrima lucente del cennetto un po' fumante. E la lacrima lucente del cennetto un po' fumante. A vereda andate loro, si chiama a San Gennaro, dai e nati, produttano, ma mi sta ricustando. San Gennaro le risponde, non so anch'io, so sti signori, capo che fa morire a Napoli, hanno fatto una fattura che va fatta che l'uriamo le palazze, che la Spagna con barette, pare tutti belle osse. E la Maronna per consigli, gli altri subito la Sofia, Gesù Cristo è sta voce, con sta Napoli sta grossa. Gesù Cristo che si dette da davanti, dopo stato, ma dai altri lo cielo perché stanno abbandonato. Piccerilla, Stanzilla, Capuzzella, si chiamava Masaniello, Varnari, San Giovanni, fa compare, Iamarotto, Cundulè, contro Iamarotto, ringraziamo questa parola, da chi sta in mannà. Masaniello, amici suoi, cazzo, mamma, da ringraziamo questa parola, da chi sta in mannà. Masaniello, amici suoi, cazzo, mamma, da Radio Amore. Indovina chi viene in radio. Rieccoci qua di nuovo in diretta, rigorosamente in diretta, sono le 11:50, quasi 51. Abbiamo con noi Peppe Ricciardi che sta presentando Lazzari Infelici, il suo ultimo lavoro librario, molto bello, interessante e che tocca tematiche di grande importanza, partendo appunto dall'episodio che vide Masaniello protagonista di una rivolta che durò 11 giorni, se non ricordo, no, da 9 giorni, 10 giorni. Ecco. Allora, tu nel romanzo hai posto l'attenzione sui poteri forti tra cui il clero e la giustizia. Le epoche cambiano, ma la legge del più forte e del sopruso è sempre uguale. Ecco, tu hai voluto lanciare un messaggio sociale. Qual è la tua opinione? Io so benissimo qual è la tua opinione. La diciamo pure al pubblico. Diciamo anche al pubblico. Niente, vabbè, io più che giustizia dico la parola chiave oggi come allora è ingiustizia. I nuovi ricchi fanno di tutto per arricchirsi ancora di più, calpestando i poveri che diventano ancora più numerosi e diventano i nuovi poveri. Quindi praticamente è una cosa che come allora ancora oggi. Semplicemente che oggi, attraverso la veicolazione dell'informazione, volendo leggere tra le pieghe, vengono alla luce delle cose che magari ai tempi di Masaniello non è che potevano venire alla luce. Eppure, nonostante tutto, nonostante perché che ci sono molte fake, non è tutto vero ciò che si legge, ciò che si certamente veicolano sempre dove vogliono loro. Certo, ed è questo il problema. Poi quando l'argomento è serio e meriterebbe approfondimenti, appunto ti danno poi in pasto altre problematiche molto più frivole, in modo che uno, tanto per dire, abbiamo parlato di giustizia, c'è una magistratura allo sbando completamente, eppure nonostante tutto, insomma, è che un Palamara si permette il lusso di scrivere un libro e di raccontare peste e corna della sua categoria. Palamara sta in giro per le televisioni e gli altri magistrati stanno lì senza colpo ferire. Vabbè, torniamo a Masaniello e a questa figura di pescivendolo, insomma, che tutto sommato è una figura innocente, un povero disgraziato messo lì da un potere, diciamo, che voleva, come dire, smuovere i potenti per poterne prendere il posto. Masaniello è un fantoccio, è comunque in effetti una vittima, no, di questa storia. Sì. È un uomo del popolo che ognuno di noi lo sente vicino, ognuno di noi si sente un po' Masaniello. Io in particolare, che sono dei quartieri più popolari napoletani, perché in fondo io sono del quartiere Sanità,
quindi mi sono sentito molto vicino a lui. Poi anche io mi sento un po' Masanillo con la spada, a volte vorrei distruggere. Siamo tutti un po' Masanillo, ecco, nel però... momento in cui cerchiamo come dire, di opporci a un potere precostituito, ben sapendo che andiamo a romperci la testa, comunque ci proviamo lo stesso, poi magari torniamo di nuovo nel nostro alveo. A proposito di questo, io dico, ecco, facciamo un paragone. Quando si arriva al successo anche strepitoso, quello che avete raggiunto tu insieme a Consiglio ovviamente, e dopo si ritorna, diciamo, ad una normalità, ecco, di un livello artistico sempre alto, però meno notorietà, meno spettacolo, che succede? Che uno o in questi casi si sbanda oppure accetta pacatamente una nuova condizione che comunque, voglio dire, da accettare e da condividere, no? Sì, io scrissi una frase nel primo mio libro. Scrissi che molto spesso le persone si fermano a un binario aspettando il treno che passa. A volte questo treno non passa mai. E a quel punto è meglio cambiare binario e pigliare il treno, perché purtroppo quello che deve accadere accade, è cambiare treno, è inutile aspettare nei binari morti. Il treno lì sul binario morto, hai ragione. Quindi poi quello che deve accadere accade, io sono fatalista, e non solo quello che deve accadere accade, ma se hai dei sogni, se ci metti tutto te stesso forse li riesci a realizzare. Per quanto riguarda, vabbè, sì, ho vissuto da Vico Paradiso al Paradiso e ritorno, però sto bene dove sto. Ecco, questo è il titolo del tuo primo libro, che è una autobiografia, o meglio una biografia dei fratelli Ricciardi. Sì. Poi invece ti sei sbizzarrito con Santa Lucia Lundana, praticamente un libro dedicato alla storia di Gilda Mignonetta. Quello l'ho letto con grande attenzione, mi è piaciuto tantissimo. Sono contento che li stai citando questi due libri, sono due libri penso carini. E niente, lì ho raccontato, tutto parte da una situazione che facemmo in Rai tanto tempo fa, intorno mi pare al 1999, facemmo uno sceneggiato, uno spaccato radiofonico, e io scrissi i testi. Da quei testi poi ce li avevo lì buttati, a un certo punto li ho ripigliati tutti quanti e ne ho tratto un libro. Ho raccontato, anche questo è un romanzo storico, perché ho raccontato tutti gli eventi partendo dai 10 giorni di navigazione di Gilda Mignonetta mentre ritorna a casa. Sì, perfetto. Senti, ma torniamo in effetti adesso a Lazzari Infelici. Ovviamente noi lo dicevamo, come lo sanno un po' tutti, che non è che sia facile vendere libri come vendere dischi, che sono poi le due cose che a te sono più congeniali, però sappiamo bene che molto spesso quando c'è una presentazione, magari anche un'esecuzione di qualche brano con la chitarra e si presenta il libro, è facile che il libro magari possa trovare come dire, casa nelle persone che arrivano a condividere questo momento. Ecco, fatto questo preambolo, appunto ci saranno presentazioni. È una cosa che mi dice molto spesso l'editore: dobbiamo fare assolutamente quanto più presentazioni, perché il libro si vende lì. Ecco, è così, bisogna ammetterlo, anche se non è una cosa, voglio dire, che ci fa piacere, però tutto sommato sono delle abitudini. Non dimentichiamo, faccio un nome così non a caso, non di Pasquale Esposito, ma di Bruce Springsteen, il quale nei concerti c'ha il suo bancariello con la vendita dei suoi dischi. Questo quindi, gli fa onore a lui, che è un personaggio. Però sta a significare anche che il mercato discografico, salvo quindi se poi vogliamo valutare il mercato attraverso i like, diciamo le visualizzazioni, allora lì sul discorso un discorso a parte, lì discorsi a parte del tutto diverso. Poi io non ci credo, perché là si vendono i like, hai ragione. Si vendono tutto. Fenomeni ce ne sono pure, però tutto sommato sono fini a se stessi, insomma, perché poi voglio dire, adesso anche con la pandemia le cose sono diventate ancora più difficili. Auguriamoci che le cose possano man mano migliorare, come pare
con una certa cautela diciamo stanno avvenendo, per cui ecco ci possa essere questa variazione per cui presentiamo i libri, facciamo i concerti, risentiamo di nuovo Consiglia con Peppe Ricciardi che lo accompagna, insomma ragazzi bisogna avere un po' di pazienza. Intanto nelle more voglio ricordarvi quindi Lazzari Infelici, Peppe Ricciardi, LFA Publisher, e poi diciamo un'altra cosa. Anche dove lo trovano. Ecco, dove lo trovano? Innanzitutto su tutte le piattaforme digitali, quindi Amazon e tutti quanti, ma lo trovano principalmente a Napoli in varie librerie, fra cui Io Ci Sto, che sta al Vomero vicino alla funicolare. Bene. Piazzetta Fuga. Quindi Piazzetta Fuga, sì. E lo trovano là sicuramente. Lo trovano là sicuramente. Benissimo, allora compratelo perché ne vale la pena e diciamo una cosa, date a Peppe la possibilità di proseguire, visto che ha dimostrato questa passione nella scrittura. Aspettiamo il suo quarto libro quanto prima. Non so se lo farò mai, però diamo, come dire, non mettiamo limiti alla provvidenza. Grazie a Peppe Ricciardi di essere stato qui con noi a Radio Amore. Ci salutiamo con un'altra canzone a tema ed è Ogunte Masaniello, eseguito dalla nuova compagnia di canto popolare. Grazie a Peppe Ricciardi. Grazie a voi. Alla prossima, anche perché dobbiamo dire una cosa, spendo l'ultimo minuto. Tu mentre hai presentato il libro già mi hai dato lo spunto per un nuovo incontro qui, perché tu hai lavorato in un CD veramente bellissimo, molto elegante, e di cui ho ascoltato anche alcuni pezzi cantati da, voglio dire, cantanti importanti. È un disco, chiamiamolo così, folk, no? Se lo vogliamo definire così. Musica popolare. Musica popolare. Però all'interno vi sono cantanti di grande spessore. Lello Giulivo, e ci sono anche musicisti di grande spessore. Ecco. Adesso qua abbiamo pure Mimmo Maglionico. Mimmo Maglionico è uno di quelli che ha arricchito questo CD, quindi tutto sommato ecco, sarà l'occasione a breve di vederci. Voglio solo dire una cosa, tutti amici che voglio ringraziare pubblicamente, perché dice senza una lira, è vero, lo posso dire, sono venuto a registrare nel disco che ho prodotto io. Vabbè, ma loro, io dico una cosa, il musicista effettivamente campa di musica e quindi deve avere il suo corrispettivo, e mi sembra, ecco, questo è un discorso che va fatto in maniera in generale, specialmente le istituzioni non debbono mai dire ti do la visibilità, debbono dire ti do i soldi perché devi mettere il piatto a tavola per te e per la tua famiglia. Però poi tra musicisti, quindi o radio, che siamo poveri tutti quanti, ci diamo una mano nella nostra povertà, insomma. Questo è carino. Grazie a tutti per l'ascolto e per l'attenzione. Alla prossima. Ciao Peppe, ciao. Ciao, grazie a tutti. Pescatore non lo rincresce, ma Saniella sa magna un pesce, ma Saniella sa magna un pesce. Poi una suppa d'ovicere, chi stu pesce aspetta a me, tutto a me e niente a te, così adassa copa va, chi stu pesce lo combina. Al tempo regala l'ora, ma Saniella è un pescatore. Allo tempo trivola un pizzo, ma Saniella sa vesta scugnizza, ma Saniella sa vesta scugnizza. Lo scugnizza stracciata e fotente, ma Saniella sa magna e sa men, ma Saniella sa magna e sa men. Bene subito vice resta, solamente aspetta a me, tutto a me e niente a te, qua solamente tutto in grazia e da mette nata tazza. Allo tempo trivola un pizzo, ma Saniella sa vesta scugnizza. Allo tempo lì dormiendo, ma Saniella sa vesta fuyenda, ma Saniella sa vesta fuyenda. Senza rezze e senza più varche, fanno vuta marron nell'arco, fanno vuta marron nell'arco. Bene, un pelo di ovicere, sta maronna aspetta a me, tutto a me e niente a te, che stia tassa come da tarna, o vai su battaglia in parna. Allo tempo lì dormiendo, ma Saniella sa vesta fuyenda. Allo tempo rispirazione, ma Saniella sa vesta liona, ma Saniella sa vesta liona. Tu liona con l'ogni che rienda, dai una fame tutta paziente,
visto songo peggio come un risto, io mi sono fatto un visto e quando si è masaniella, fai marella sarachiella. Salute per la ristorazione, masaniella sa bersaglione. All'udiembre primavera, masaniella sa vesta bannera, masaniella sa vesta bannera. La bannera che popolo vasce, sono a rete tambore gran casce, sono a rete tambore gran casce. Attenzione battaglione, sei sparata in un cannone, asciuta pazza lu padrone, oggi ci ha lasciato un pane ma non sai finetti. La vesta bannera. All'udiembre tradimento, masaniello veste n'argento, masaniello veste n'argento. Tutto argento, signore convita, ma c'è cosa non stu vestito, ma c'è cosa non stu vestito. Ricia subito dice il re, si ne uguale io e te, pazziamo su questo e te, si risponde a chi sti invita, taccia cosa renato vestito. All'udiembre tradimento, masaniello veste n'argento. All'udiembre l'intrallazzo, masaniello è vestuto rapazza, masaniello è vestuto rapazza. Quando trenne vestito si straccia, puro popolo sputa in faccia, puro popolo sputa in faccia. Tu vestita fa paura, masaniella si spoglia nulla, a maronna non se ne cura, o si accava in guerra ce l'assa, a così fa l'urto ma passa. All'udiembre l'intrallazzo, masaniella vestuto rapazza. All'udiembre stico bella, masaniella pula Chanel, masaniella pula Chanel. Si è rimasto che capa rinda, la terrire una rete quinta, la terrire una rete quinta. Cosa aumenta pane il voglia, saglia incampanato un foglia, tira papà la cascia poi, non ci pizza mai la bella, chi comanda sti quarantella. All'udiembre stica bella, masaniella pula Chanel. All'udiembre che si sconforta, masaniella è vestuta la morte, masaniella è vestuta la morte. Rindanicchia una coppa con l'osso, già la stata una coppola rossa, già la stata una coppola rossa. Questa coppa la rana cosa, quando fanno non è cosa, quando papà la resta in cosa, quando bava tutto in cosa, pura danza un capo da luta. All'udiembre che si sconforta, masaniella è vestuta la morte. Masaniella so credere morte. Avete ascoltato? Indovina chi viene in radio.